complimenti a Cubeto, perché ha scritto un bel libro che è suscettibile di essere letto sotto due profili. La cronaca molto fedele, la storia non c'è. La storia la scrivono sempre i vincitori. Tutto quello che è cronaca diventa storia per chi poi la interpreta. E qui vi sento un pochino Michele. Allora, io sono uscito dal partito Salvazione nel lontano 1900, non mi ricordo, 60, 67, 68. Ok, trovo un partito sardo esattamente uguale, con riflessioni, anzi faccio un omaggio al titolo, i sardisti. Si potrebbe scrivere i sardismi, perché il partito sardo non è la storia dell'autonomia. Il problema fondamentale non è stato mai risolto. È i sardismi e i sardisti. Tant'è vero, adesso non posso ritroverare una persona come il professor Lillio, che da archeologo ha imbalsamato un pochettino di sardisti. Simon Mossa non ha fondato nulla. Era una persona che aveva una sua visione dell'autonomia che non è stata mai discussa assieme agli altri. Questi sono i sardismi. Ognuno che si alzava diceva la propria. Lei da archeologo l'ha imbalsamato. Quello non è sardismo, è uno dei sardismi. Ciascuno si alzava. Quando è che è stata discussa? Realmente, all'interno del partito Sardo d'Azione, il concetto di autonomia, il concetto di federalismo, il concetto di zona franca. Si discuteva di due concetti di autonomia. L'autonomia come integrazionismo nazionale, che implicava anche il concetto di federalismo. Quelle affermazioni sulla Malta non è che siano del tutto veritiere, perché bisognerebbe tornare indietro. È nato Simon Mossa, il quale ha proposto un suo concetto di sardismo, che era il separatismo, che era, in quel periodo, perlomeno per la mia militanza salvista, antistorico, senza risorse, chiedendo i contributi dello Stato, partecipando a tutte le istituzioni statali, come si faceva a parlare di separatismo. Questo era il punto primo, cercando sempre di inserire personaggi all'interno delle istituzioni che comandavano. Consigli di amministrazione, Cassa per il Mezzogiorno, assessorati, sottosegretariati. Oh, il nostro discorso invece era di questo tipo. Noi vogliamo un'integrazione culturale con l'Italia, perché il coitus interruptus che è capitato dalla nascita del partito Sardo d'Azione durante il fascismo fino al ritorno di Lupsu ha spento il dibattito e non c'è stata nessuna discussione in Sardegna. Io sono allievo di Ongiano e di Mastino, che frequentavo ogni giorno. Non avevano la possibilità di discutere con nessuno, o loro, Titino Melis, che era l'unico che ricevesse giovane. Tant'è vero che proprio in quel convegno sulla scissione mi regalò un pacchetto di Mercedes, perché l'ho fumato più di tutti. Avevo scritto io la mozione, tanto per essere precisi. Allora, quando si continua a discutere ancora sulla lingua, ma cos'è integrazione questo? Ma chi è che conosce la lingua sarda? Ma ci vogliamo mettere in testa di diventare internazionali? Ma un partito, una classe politica che si confronta con sardi che insegnano a Pittsburgh, insegnano alla Bocconi, che trovo ad Amsterdam, che trovo dappertutto, devono per forza sapere la loro identità di Lumesse, di Pigres. Tanto per ringraziare la Fondazione Sardinia e Salvatore Cubeto per questa opera, perché e anche per questa sera, perché in un momento in cui c'è una confusione di ideologie, anzi più che altro di idee, perché le ideologie sono anche poche, tutta una sera dalle 5 alle 8:30 un gruppo folto ancora di resistenti è qui a dibattere, beh, non è cosa di tutti i giorni, e a dibattere sul Partito Sardo d'Azione e sul libro di Cubeto. E questa è una cosa molto importante,
Per me, importante perché sono militante sardista, per me che non ho ancora letto il libro ma che sono sicura di trovarci dentro tutte le mie radici culturali, politiche, affettive. Io ringrazio per questo, ringrazio Salvatore che non sempre ha condiviso con me le posizioni politiche, ma al quale comunque mi lega una profonda stima. Volevo dire questo perché non rimanesse ombra a nessuno del fatto che i sardisti sono esseri liberi dentro il Partito Sardo d'Azione. Dentro il Partito Sardo d'Azione si devono trovare gli spazi per la discussione e per il dibattito, non quando invece cambia la luna che uno si alza e parla e dice ogni testa c'ha un berretto, ma qualche volta ce n'è a due perché lo cambia di volta in volta. Però sono tutti sardisti, non si va avanti così. È uno dei nostri difetti grandi, è quello di rispecchiare, difetto e pregio, di rispecchiare veramente l'identità del popolo sardo, che è individualista, che è generoso, che però è anche invidioso, che però guarda l'erba del vicino e se può gliela taglia, perché magari vuole che la sua sia più bella. Beh, noi siamo tutto questo, noi siamo così, questo è il Partito Sardo d'Azione, suscettibile di miglioramento, però con i sardi. Grazie.